Rieccoci TV7 Match, argomento l'immigrazione, poi parleremo anche delle case Atter e mi dite dalla regia se abbiamo già le telefonate in linea, ce ne sono moltissime, non ancora, perfetto, avevamo detto di chiamarle, poi sono a casa, però una domanda gliela faccio, una curiosità mia. Se mi mettete in regia la tabella, non la leggo tutta, però per farvi vedere che lo Stato, allo Stato italiano nel periodo di Letta sono arrivati molti, no, la grafica, sono arrivati i soldi dall'Europa. La domanda non è che oltre agli scafisti qualcuno ha interesse davvero che arrivino in Italia per guadagnare soldi, ci mette un po' di malizia, oltre agli scafisti che prendono 1 milione, 2 milioni di dollari, c'è qualcun altro che può avere un interesse davvero che arrivino più immigrati possibili per prendere del denaro? Punto di domanda. Beh, intanto prima degli scafisti è un altro business, cioè prima che si imbarchino c'è tutto un altro business. Eccoli qui, guarda, cioè, adesso qui se me la mette che è molto grande, lei ha ricevuto 30 milioni di euro, i primi ad arrivare, i primi ad arrivare il 12 dicembre scorso sono stati 6 milioni per la protezione delle frontiere, cioè per il pattugliamento e il salvataggio di migranti. Pochi giorni più tardi, il 17 dicembre, in Italia sono stati concessi 10 milioni per l'aiuto di rifugiati e richiedenti asilo. Infine le operazioni coordinate da Frontex hanno ricevuto 7 milioni e 9 di euro di fondi extra. Mi domando, totale quanto? Totale venivano 30 milioni più o meno, la prima tranche, poi sono serviti per 30 giorni. Non sono serviti per 30 giorni, perfetto. Cioè, solo per Mare Nostrum. Poi c'è tutto il mantenimento e tutto il resto. Allora, questo business parte dal cuore dell'Africa, perché questa gente si deve spostare e per spostarsi naturalmente ha bisogno di essere trasportata. E quindi c'è tutto un traffico del trasporto per farli arrivare fino alle spiagge libiche o alle spiagge tunisine. E questo è un business. Come vengono trattati lì è una cosa immonda. Quindi noi ci troviamo di fronte a ricevere queste persone che hanno già subito vessazioni in Africa, perché tutti ne approfittano. Poi vengono imbarcati su improvvide imbarcazioni che fanno quello che fanno, salvo che addirittura vengono montati su navi, portati in prossimità delle acque territoriali italiane, imbarcati su delle barche e lasciati andare, perché allora c'è una maggiore certezza. Ovviamente per il diritto internazionale e per gli accordi che abbiamo fatto noi interveniamo, è giusto che interveniamo, ma questo non risolve nessun problema. Non è che noi ospitando tutta l'Africa abbiamo risolto i problemi dell'Africa, i problemi dell'Africa rimangono. La Nigeria, e noi siamo pieni di nigeriani, è il paese più ricco dell'Africa. Petrolio, va bene. Gas. È uscito uno scandalo perché l'ENI ha tirato fuori una mozzetta di 1,5 miliardi per lo sfruttamento del petrolio nigeriano. Ma è notorio che i nigeriani si spostano in Sudafrica e stanno organizzando le più grosse partite di trasferimento di droga e sono ci Allora, non pensiamo che sia tutta sofferenza. Ci sono delle organizzazioni. Oggi l'Albania sta bene, sapete perché? Perché è la porta dell'Oriente della droga che arriva in Europa. E stanno benissimo. Gli albanesi, se possono, tornano a casa perché stanno meglio che in Italia. C'è meno crisi che in Italia. Allora, questo, se noi cominciamo ad accanirci a guardare solo il dettaglio della guerra dei poveri, perdiamo di vista tutta una situazione che è estremamente preoccupante, che ci sta sommergendo. Non è questa cosa qua. Poi su questo traffico in Italia parte un altro business, quello di ospitare delle persone. E allora, se una persona ospitata costa 1.000 euro al mese, diciamo che è un business, certo. Perché se lei se ne ospita 4 a casa e gli dà solo da mangiare e da dormire, si porta a casa 4.000 euro al giorno. Allora la signora Maria, diamogli un immigrato a testa. 4.000 euro al mese, non al giorno. 4.000 euro al mese? Sì, al mese, scusi. Vabbè, se li porterei subito. Scusi, 4.000 euro al mese. Direi che è uno stipendio. Certo. Si fa una famiglia di 4 persone, che sono persone cortesi, che fanno anche qualche lavoretto in casa, e lei si prende 4.000 euro al mese.
Lo stesso il pensionato potrebbe ospitare, gli danno 1.000 euro al mese e ospita un immigrato, così con la sua pensione di 300 euro più l'utile di 1.000 euro fa 1.300 euro e campano tutti e due bene, no? C'è qualcosa che non funziona, cioè razionalizziamo, attualizziamo i fatti. Ho la telefonata, Filippo, se finisce, professore. No, prego. Finito, professore? Sì, sì. Ho la telefonata, sentiamo, perché Filippo, se le telefonate stanno attendendo, ce ne sono facciamo davvero telefonare. moltissime, perché l'argomento è interessante, anche voi lo state esprimendo in molto chiaro per i nostri telespettatori. Sentiamo la telefonata. Pronto, buonasera, con chi parliamo, da dove? Pronto? Buonasera, con chi parliamo, da dove? Favero Plinio da Padova, Curtarollo. Ecco, prego, signor Plinio, chiedo rapidità, prego. Ecco, stai attento, anche a me faccio parte di quelli pensionati, io con 618 euro al mese che prendo di pensione e 400 euro al mese di affitto, che quella signora là che ha detto come è che famo vivere con il resto che ho dei boete da pagare e tutto quanto. E qua c'è due romeni, no? Che lavorano e poco tempo fa hanno chiamato la sua sorella e ha trovato lavoro subito. Ma perché io, sebbene che ho 74 anni, vado anch'io a lavorare ancora, non ho problemi, purché mi date un lavoro. Da 74 anni io vado a lavorare ancora. Certo. Avete capito? E ora lui catta lavoro subito e noi andiamo a spasso. Come se che questo era il succo della sua domanda. Poi le risponderemo anche a lei. Sentiamo un'altra, grazie alla telefonata. Sentiamo un'altra. Preparatevi le risposte, perché ce ne sono da dare ovviamente le risposte ai nostri telespettatori, Maria Buffoni e tutti gli ospiti di studio. Sentiamone un'altra. Pronto, buonasera, con chi parliamo, da dove? Pronto, buonasera. Con chi parliamo? Sono Marina e parlo da Tiene, in provincia di Vicenza. Prego, signora Marina. Sì, io volevo dirle, no? Allora lei ha parlato di solidarietà. È giusto essere solidari, ma la solidarietà verso noi che abbiamo 50-60 anni e abbiamo perso il lavoro, chi ce la dà? Bravo. È vero che questo? Sa cosa vuol dire non avere niente di che campare? Io, e non solo io, ho venduto tutto il poco oro che avevo. Ho venduto le coperte, ho venduto le lenzuola, ho venduto piatti, pentole, ho venduto tutto, non ho più niente da vendere. Allora, dicono tanto, abbiamo salvato 100 persone in mare, abbiamo salvato 300 persone in mare, ma dicono quante persone salvano di quelli che vogliono suicidarsi e di quelli che si suicidano in Veneto? Certo. A cosa andiamo? Marina, la nostra vita non vale niente? Fa solo scena in base a quante persone salvano. Andiamo a quintalate di carne umana? Certo. Grazie signora Maria, è stata chiara, risponderemo alla sua domanda. Un'altra cosa solo. Al governo devono capire che noi stiamo esasperati, non abbiamo più niente da perdere e devono capire quanto pericolose possono diventare le persone che non hanno più niente da perdere. Certo, è chiaro, è chiarissimo. Io mi auguro che lo capiscano anche loro. Grazie signora Marina Lattiere, sentiamo un'altra telefonata. Pronto, buonasera, con chi parliamo, da dove? Da Roma. Non ho capito il paese, scusi. Siamo in due a parlare? Non ho capito. Siamo in due a parlare o solo? Lei solo, da dove chiama e come si chiama? Stelio da Roma. Stelio da Roma, da Roma. Sì. Roma città o periferia? Al mare. Ostia. Ostia, che tempo fa lì a Ostia? Fa bella giornata oggi. Bella giornata, bene, prego, mi dica. Prego. Senta, volevo far presente una cosa. L'altro ieri hanno fatto vedere una televisione, un'emittenza, che buttano via tutti i ceni, i pranzi confezionati per gli stieri, no? Questi negri. Ma perché non stare chiesti, perché non dare i poveracci? Ancora pasti caldi, Si dice non si possono dare perché il contratto parla che questi pasti erano solo per questo. E i poveracci non conoscete. E dopo questa notizia nessuna emittente ha parlato
e si silenzia tutto. Come mai? E poi un'altra cosa, il 90 e il 40% di questi immigrati sono gente che ha combattuto là fra loro e hanno preso e scappano, perché se no li ammazzano. Perché se lei quando vengono qua scappano, non stanno male, fanno vedere che sono moribondi quando scendono dalle barche e poi dopo scappano come grigli. Perciò i soldi per imbarcarsi, chi glieli dà? Se stanno in baracche di qua. Queste sono le interrogazioni. Se dice che i nostri 007 lo sanno, del Ministero Interni ed Esteri, perché non fanno qualcosa? Come arrivano, li imbarcano e li portano via, l'altra volta. Grazie della testimonianza. Grazie della testimonianza. Ne abbiamo ancora, Elisabetta, me lo sai dire se ne abbiamo? Perfetto, se me lo dici. Sentiamo un'altra. Pronto, buonasera, con chi parliamo, da dove? Buonasera, io mi chiamo Marco, chiamo da Milano. Da Milano, prego. Io sono un imprenditore che lavoro in Svizzera a Zurigo. Qui giù in Svizzera, la Svizzera, che è uno dei paesi più ricchi del mondo, la politica qua adesso faranno una legge per limitare gli stranieri, perché hanno capito che gli stranieri arrivano qua in Svizzera e usufruiscono e ne approfittano di quello che dà per la disoccupazione, usufruiscono di tante agevolazioni e hanno visto che ne approfittano. Invece in Europa vanno a lavorare in Svizzera e poi ritornano a vivere in Italia. Il costo di andare a lavorare e di tornare indietro sicuramente viene appagato dallo stipendio che prendono in Svizzera. Giusto? Sì, però qui in Svizzera hanno fatto una legge che vogliono limitare gli stranieri perché sanno che vengono tantissimi qua con figli, nipoti e poi fanno arrivare i parenti perché vogliono usufruire della disoccupazione, lavorano per 3 mesi e poi stanno a casa. Certo. La Svizzera, che ha visto che c'è questa situazione qui, che poi portano via il lavoro in Svizzeri, stanno facendo una legge per limitare l'entrata dei stranieri e dei frontalieri europei, ma non solo degli stranieri extra Europa, di tutti, perché hanno capito che sennò portano via il lavoro agli svizzeri. Sì, e questa è una cosa giusta. È verissimo, perché l'abbiamo visto, era un servizio, però abbiamo visto che tutti, soprattutto i lombardi, andavano in Svizzera, e gli svizzeri hanno detto: oh, calma, fermi, facciamo una legge, basta gente che venga a lavorare qui perché perché lavorano. Esatto, poi devo dire un'altra cosa. Prego. Questi corrotti politici del nord Italia che non aiutano le persone del nord Italia, hanno lavorato tutta la vita, hanno 50 anni, hanno pagato i contributi, hanno aiutato tutti, nord e sud, e questi corrotti politici del nord non aiutano gli italiani che sono disoccupati al nord. Bisognerebbe eliminarli tutti questi politici corrotti che non fanno niente. Grazie. Lo Stato italiano che... No, grazie alla telefonata, sono tutti arrabbiati. Grazie alla telefonata. Stava dicendo, professore, sugli operai che vanno a lavorare in Svizzera, insomma. No, lavorano in Svizzera per 3 mesi, poi vanno in cassa integrazione e quindi continuano a prendere lo stipendio. Sì, e in Svizzera, diciamo, il periodo di fermo del lavoro è pagato molto bene. Quindi c'è questo gioco e di conseguenza la Svizzera vuole ma perde la cassa integrazione. Se ci sono altre telefonate, chiedo alla regia che non me lo dice, ce ne sono, ditemelo, ce ne sono un'altra, sentiamola. Pronto? Pronto, buonasera, con chi sono Stefano Masetto da Padova. Prego, Stefano da Padova. Allora, intanto volevo salutare la Marina Buffoni e tutti gli ospiti che ci sono in studio. Bene. Grazie. E poi volevo sapere una cosa dagli ospiti che ci sono in studio. Noi italiani che fine faremo con tutti questi immigrati che abbiamo? Perché ne abbiamo tantissimi e vi posso assicurare che siamo quasi tutti stufi di averli qui in Italia. Qui a Padova siamo strapieni. Sono dei delinquenti, non fanno... Sarà che brava gente, insomma, dai, mica tutti i delinquenti che sono... No, non sono tutti, parecchi però lo sono, quelli che vengono qua, che non hanno il permesso di soggiorno, che non hanno un documento, eccetera, sono dei delinquenti. Ah, quelli irregolari stava dicendo lei. Sì, quelli irregolari. Certo. Allora io volevo sapere, noi che fine faremo, noi italiani che fine faremo? Grazie della telefonata, ce ne sono ancora, Elisabetta? Non me lo dite? Vabbè. Allora, ma basta che mi dite una, due, sentiamola. Pronto? 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 Buonasera. Pronto? Può passare il televisore? Sì, già passato. Prego, con chi parliamo, da dove? Carlo, dalla provincia di Ferrara. Solito Carlo. Prego, signor Carlo. Il solito Carlo nazionalista e ancora di più. Prego. Allora, forse voi non sapete, notizia di ieri, di televideo di ieri,
sono stati stanziati 370 milioni di euro ieri per l'immigrazione. Io mi chiedo dove dobbiamo arrivare. Come mai non aiutano noi italiani? Come mai hanno fatto sprofondare un paese per colpa dell'immigrazione? È sprofondata l'Italia per colpa dell'immigrazione. Ma voi, cari giornalisti, non dovete stare da quella parte lì. Dovete dire le cose come... Dovete dire le cose come sono. Noi stiamo dicendo come sono. Hanno fatto sprofondare un paese per aiutare gli altri. 370 milioni di euro stanziati ieri. Grazie Carlo Abbassi. Qualche cosa e poi fatemi un favore, non inquadrate più quello che sapete voi. Buonasera. Grazie, quello non ho capito, non lo inquadrate più, quello Marina hai sentito? No, non era chiaro, però insomma penso... Michalizzi, Luca, il problema è che la gente è arrabbiata, molto arrabbiata, perché vive una situazione terribile. La politica non è che abbia fatto granché per i pensionati, ma anche la politica blata, però alla fine la situazione è anche un po' per responsabilità loro. C'è il problema che dell'immigrazione, come si può combaciare, come si possono combaciare le cose? Beh, intanto prima cosa, chi ha responsabilità politica, quindi chi è in Parlamento o rappresenta un'istituzione come il Comune, dovrebbe avere l'atteggiamento, a mio avviso, non di mettere i disperati gli uni contro gli altri, ma provare a rispondere ai singoli problemi uno alla volta, cercando di non aizzare gli uni contro gli altri, ma dire quello che il Comune, la Regione e lo Stato possono fare per risolvere i problemi. No, ma qui non aizza nessuno. Ci sono i poveri, qui arrivano altri poveri e l'Italia deve sistemarli tutti e due. Prova a essere più chiaro. Se noi diciamo che ci sono i problemi degli italiani e se risolviamo i problemi dei profughi non risolviamo i problemi degli italiani, se lo dico io che sono un cittadino è una mia opinione, se lo dice chi ha una responsabilità politica e amministrativa e di governo della città, della regione, è una persona che deve risolvere il problema sia degli italiani che sia dell'immigrato. Non è che deve dire risolvo solo il problema che mi interessa a me, deve risolvere i problemi di tutte le persone che risiedono nel nostro paese, nella nostra città. E quindi credo, prima cosa, che la cosa che dovrebbe fare la politica è di non agevolare questo scontro fra i disperati, ma provare a risolvere i problemi di queste persone. Per quel che riguarda l'immigrazione, perché è l'oggetto della discussione di questa sera, e quindi non i pensionati, gli esodati, ma l'immigrazione, ci sono varie cose ovviamente che si possono fare. Prima causa, che io credo sia quella principale, è il fatto che il fallimento di una legge sull'immigrazione, che è la Bossi-Fini, che ha portato di fatto a una situazione di questo tipo, e dobbiamo dirlo perché dal 2001 che questa legge è in vigore e abbiamo visto quali effetti ha comportato: disorganizzazione nella gestione dei permessi di soggiorno, tempi lunghissimi nella gestione. Sono passati, poi è arrivato Letta, non poi è arrivato la legge. Io non parlo del governo, io parlo della legge. Io dico, ma si può cambiare, voglio dire. Certo, ci credo che non parli di governo. Ci credo che non parli di governo. Ho parlato pochissimo. Allora io dico che bisogna cambiare la legge Bossi-Fini, perché dal 2001 ad oggi la Bossi-Fini ha portato, non dico che è la causa solo la Bossi-Fini, ma sicuramente, visto che è la legge sull'immigrazione, non ha aiutato a migliorare la situazione né degli italiani né degli stranieri. Primo passo da fare. Credo sia molto importante questo qua, perché la legge Bossi-Fini di fatto non ha fatto altro che agevolare la clandestinità nel nostro paese e a limitare gli stranieri regolari. A causa di questa legge è più facile trovare uno straniero di cui non abbiamo l'identificazione, perché gli strumenti per entrare regolari sono molto pochi, va bene, e quindi questa legge ha portato a questa situazione. Secondo punto, sulla questione dei profughi e della gestione delle emergenze e delle accoglienze, credo che questa situazione, qualunque sia il colore politico del governo o dell'amministrazione comunale, sia un problema che dobbiamo affrontare.
E quindi non è che dobbiamo dire io non sono d'accordo che gli immigrati, i profughi vengano qua, perché la realtà di fatto è che vengono. Quindi se io sono pagato per risolvere i problemi della mia città, della mia regione, del mio stato, devo dire come risolvo questo problema, non come mi piacerebbe che fosse la realtà. Certo. Ok, quindi io credo che prima cosa da fare sia nel caso dei profughi, faccio un esempio, è che tutti, va bene, in base alle proprie competenze, devono dare un contributo perché la gestione, l'accoglienza dei profughi, nel nostro caso a Padova ma in tutta Italia, sia un'accoglienza e una gestione che permette ai profughi il più possibile di convivere con le nostre regole. Se noi diciamo io non li voglio, a me non mi interessa di quello che fanno nella nostra città, facciamo il primo passo perché questi profughi non siano integrati e non conoscono le regole della nostra città. Quindi probabilmente, faccio un esempio, come visto che c'è un assessore del Comune di Padova, il Comune di Padova dovrebbe dire do una mano a questi profughi perché comprendano quali sono le nostre regole. Non ci sono le risorse. Perché non ci sono le risorse. Non ci sono le risorse. Allora, se non ci sono le risorse, allora li lasciamo che dormono per strada e dopo il Comune di Padova dovrà risolvere non li facciamo venire in Veneto, non li facciamo venire a Padova. Ma però se il ministro fosse stato Maroni, faccio un esempio, loro li avrebbero fatti accogliere. Perché Maroni sì e Alfano no? Io credo che dobbiamo guardare. Non c'era un'emergenza con Maroni? Allora, il Partito Democratico lamenta la Bossi-Fini ma ha abolito il reato di clandestinità. Ma di cosa stiamo parlando? Ma guardi che, scusi un secondo, allora, se no facciamo. Sì, ma di cosa stiamo parlando? L'abolizione è stata fatta un anno fa. Diventa un problema il Comune di Padova, e questa non è una trasmissione di... No, sto dicendo, però siccome c'è un assessore del Comune che interviene, però il potrà concetto rispondere. che io non capisco, Luca Michalizzi, adesso passo a te, perché la politica, non in questo caso Luca Michalizzi, torna indietro a ritroso con il tempo e cita la legge Bossi-Fini e dopo sono cambiati 3 governi, è arrivato Monti, è arrivato Letta, è arrivato Renzi, perché non lo cambiano e perché bisogna ritornare indietro? Cioè perché la politica ricorda sempre? Perché io non riesco a capire, questa è una domanda che va al di là. Giorgio, posso parlare? La telefonata vengo anch'io la Bossi-Fini. Appunto, l'ho citato, cioè nel senso, visto che c'è qualcuno che ti dico che è un'ottima legge. La migliore che c'è in Europa. Beh, infatti si vedono i risultati. No, non viene applicata. Quello spiegherà bene, certo. Non viene applicata. Ma quando eravate al governo è una legge che non viene applicata, non è mai stata applicata. Se vi parlate sopra non vi sento la lo so, ma non si possono, cioè il messaggio che arriva anche ai spettatori. In italiano. Finisce Michalizzi, poi ha finito Michalizzi, passo alle telefonate. Ho detto solamente che modificare, se gli altri governi non hanno fatto, non ho detto che hanno fatto bene a non farlo, dicono che il governo, quello che c'è adesso, dovrebbe modificare questa legge perché è una delle, come si dice, delle cause di questa situazione. Perfetto, rispondete, passo alle telefonate. Ce ne sono tantissime, si arrabbiano, ma noi le passiamo. Chiedo rapidità, le ultime 2 Elisabetta per il momento, poi terminiamo il concetto in studio, altrimenti non ne veniamo più fuori. Sentiamo la telefonata. Pronto, buonasera, con chi parliamo, da dove? Buonasera, sono Giorgio e parlo da Chioggia. Prego signor Giorgio, se chiedo anche a lei gentilmente rapidità. Sì, dunque io quello che le volevo dire è questo: tutti questi soldi che spendiamo con Mare Nostrum e tutti i soldi che ci manda l'Europa, ma perché o il governo italiano oppure la comunità europea non va a trattare con questi stati e si comincia a fare là dei campi di accoglienza e si comincia là a dare delle attività in modo di dare un po' di dignità a queste persone? Penso che ne arrivano sempre di più dalla parte di là soldi che non quelli che gli diamo qua, i 30 euro, 35 euro al giorno. Certo. Tutto qua. Grazie alla telefonata, sentiamo un'altra. Pronto, buonasera. Pronto? Pronto? Eccoci qua, sì, buonasera. Con chi parliamo, da dove? Buonasera. Sì, buonasera. Sono romagnola e parlo da Ferrara. Prego. E volevo solo dire questo, volevo fare solo 2 puntualizzazioni brevi perché c'è poco tempo. E il problema è enorme. Niente, noi abbiamo un sindaco nella nostra cittadina di sinistra, io non voglio dire il nome della cittadina perché non voglio fare cattiva pubblicità ai miei concittadini, va bene? Perché quello è una vergogna vivente. E lui cosa ha fatto? Invece di dare i soldi e la possibilità alle persone di ricostruire quello che è stato distrutto da un evento terribile che abbiamo avuto, ha accolto qua
famiglie intere, ha fatto ricongiunzioni familiari con tutti questi signori gialli, verdi, marroni scuri, marroni chiari, eccetera, eccetera, eccetera. Ci siamo trovati con le casse del comune completamente vuote, quindi siamo in default praticamente, le costruzioni, le attività a terra, e sono i cittadini che hanno avuto i danni, che sono dovuti andare in banca a chiedere i prestiti quando le banche glieli danno, perché le banche non ti danno più neanche i soldi per mangiare adesso. Noi però siamo i primi nell'accoglienza. Cioè, capito? Noi li vediamo girare per la strada spadroneggiando ovunque, perché devi stare attento anche a dove entri, perché ti sbeffettano e non ti fanno entrare. Devi stare attento anche quando entri in chiesa, perché chiaramente loro sono musulmani e i cristiani li ammazzano, li bruciano, li crocifiggono. Certo. E questa gente qui è diventata padrona della nostra Italia, del nostro paese, della nostra povera patria. E io vi dico che mi fanno schifo. Buonasera. Vabbè, grazie. Allora, Filippo ha scelto. Prima volevo ringraziare tutti coloro che telefonano questa sera verso l'Italia, deve sentire Roma, Milano, l'Emilia, davvero, perché la nostra forza emittente è importante, però sicuramente anche il tema di questa serata è un tema che ha sensibilizzato e la gente lo sta seguendo con molta attenzione. E mi sembra dalle prime, da queste molte telefonate, il verbo sia uno solo. Basta, dateci anche a noi, non date solo a loro. Allora, è proprio questo. Io ho preso gli appunti e voglio partire proprio da alcune telefonate, ultima questa della signora. Quando non si è ascoltati, quando vivi nel disagio e non trovi soluzione ai tuoi problemi, non te la senti di affrontare i problemi degli altri, è umano, è concepibile. Che cosa devono... Una persona mi ha detto, dice, guarda Filippo, facciamo una cosa, io ce ne ho 10 disperati come me, prendiamo un barcone, da Jesolo andiamo al largo di Sottomarina, almeno così si accorgono pure di noi. Ci sono persone che vivono nel loro disagio, abbandonati al loro disagio. C'è la responsabilità delle istituzioni, e qui sono d'accordo, che devono dare questa risposta e questo segnale. Se in passato, recente passato, Presidente dell'Ater, le graduatorie per l'assegnazione delle case sono il 99% assegnate a extracomunitari, ce ne saranno alcuni migliaia di italiani che dicono: ma scusate, vi siete dimenticati di noi? E allora bisogna fare in modo che ci sia un equilibrio tra i problemi che abbiamo noi e i problemi che ci sono degli altri. Non siamo un popolo con i paraocchi che non guarda chi soffre, ma abbiamo le nostre sofferenze. Io mi voglio curare e voglio poi aiutare anche gli altri, per cui le istituzioni, il Parlamento, il governo si deve far carico di quest'ondata di disperazione che affligge l'Italia, che si chiama disoccupazione, che si chiama emarginazione, che si chiama mancanza di casa, che si chiama anche mancanza di un pasto al giorno per alcune famiglie. E questo non è il Parlamento, ma possiamo arrivare anche alla situazione degli enti locali. Se noi non facciamo prima questo, non siamo in grado di poter fare l'altro. Per fare quello che oggi ci chiedono l'Europa e ci chiedono alcune organizzazioni mondiali, bene, lo vogliamo fare, venite voi, vieni Europa, venite Organizzazione Mondiale, pensateci voi, ma noi abbiamo in questo momento un'emergenza che si chiama Italia, che si chiamano italiani. Poi senza togliere nulla a nessuno. Della Bossi-Fini, poi mi ricordo sia la Marina Buffoni e anche ha scelto sulla Bossi-Fini, perché prima sento Frassò, poi vado in pubblicità. Prego Frassò. No, solo una precisazione Filippo, per ricordare che le graduatorie delle assegnazioni delle case ATER sono comunali, non sono dell'ATER. Bravo. No, per l'amore di Dio, non parlavo di te, lo sapevo perfettamente. Tu sei il gestore. Tornando alla Bossi-Fini. Lasci la pubblicità. Va bene, parliamo dopo. Rimanete con noi, avete già capito, dobbiamo terminare l'argomento dell'immigrazione, che è un argomento importante, poi parleremo anche delle case e come vengono date, il comune come le dà, la proprietà delle case alte come lo danno, insomma rimanete con noi, a tra poco.